Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura ancora sangue sulle strade siciliane. A Canicattì ha perso la vita il sedicenne Mattia Iannuzzo dopo lo scontro tra il suo scooter e una Fiat 500. I due giovani a bordo dell'auto in un primo momento sono fuggiti e poi si sono costituiti in commissariato. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e sospeso tutte le manifestazioni pubbliche. Tragedia sul lavoro a Messina, dove un elettricista 62enne è morto travolto da un mezzo meccanico. Il conducente, secondo quanto ricostruito, non si sarebbe accorto della sua presenza. Aperta anche un'inchiesta per omicidio colposo. Maxi controlli dei NAS tra Catania, Enna e Messina, sequestrate 9 tonnellate di alimenti e multe per 50.000 euro. Nei supermercati trovati prodotti pericolosi con imballaggi ingannevoli simili a quelli di latte e succhi. E ci spostiamo a Palermo, convalidato l'arresto per corruzione di Francesco Cerrito, dirigente dell'ASP, e del commercialista Mario Lupo, fermati in flagranza durante lo scambio di una tangente, hanno ammesso l'accordo davanti al GIP, disposti per loro domiciliari. E in chiusura continuano le proteste nelle carceri siciliane, con episodi di violenza, tentativi di evasione e introduzione di droghe e telefoni. La polizia penitenziaria denuncia carenze di organico e condizioni di lavoro sempre più rischiose, chiedendo nuove norme e maggiore tutela. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!